Enza Clementi, presidente del Movimento Popolare Siciliano, domenica scorsa una puntata sulla RAI all'Arena, riflettori puntati sui vitalizi in Sicilia. Ecco, lei in qualità di presidente del movimento ha deciso di denunciare Giletti, il conduttore della trasmissione. Perché? Intanto Giletti io lo stimavo. Da quella puntata sinceramente mi ha delusa e non solo, mi ha anche offesa da siciliana, perché veda, i vitalizi non sono solo in Sicilia ma sono anche nelle altre regioni, quindi io non penso che Giletti abbia fatto un giusto messaggio giornalistico. Tra l'altro Giletti viene pagato dalla RAI, soldi pubblici nostri, quindi deve adeguarsi a quello che dice. E poi lui dice di questi vitalizi quando lui è il primo privilegiato della situazione, prende 800.000 euro l'anno e mi va a criticare poi tutto il resto. Ma a parte questo io denuncio di Giletti perché non denuncio, l'ho querelato e ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica, perché penso che se in quella trasmissione i giudici vedranno che Giletti ha fatto un oltraggio diciamo, ha fatto un oltraggio alla sua magistratura di giornalista, deve pagare, quindi noi lo citeremo per danni. E in quanto la Sicilia non si può permettere di metterla sempre al centro dell'attenzione, perché io gli chiederò a Giletti per quale killeraggio tu lavori, perché questa cosa è diventata veramente un'ossessione. Vedere la mia terra, la mia Sicilia, che viene presa sempre per persone corrotte, mafiosi, impreparati. Giletti deve sapere che noi abbiamo fatto la storia nel mondo. Però è anche vero che alcune falle ci sono. Sicuramente, ma come ci sono in tutte le altre regioni del mondo. Infatti il mio movimento nasce per questo, perché io vengo dal popolo e devo portare avanti tutte le criticità che i miei cittadini hanno oggi, quella fama di esposizione, di volere veramente riscattarsi da questa entità politica che gli altri hanno deturpato le loro dignità. Noi siamo qui per difendere loro, i loro diritti. In autunno si voterà. Quale sarà il ruolo del Movimento Popolare Siciliano? Enza Clementi sarà candidata, quale contributo potrà dare in questa prossima competizione? Preciso questo, Enza Clementi si è già candidata, io sono candidata presidente del mio movimento, non ho bisogno di poltrone, la poltrona me la sono data da sola. Ovviamente il mio movimento porterà delle persone valide alle candidature, persone che vogliono riscattare questa nostra terra e vogliono portare un cambiamento radicale alla mia Sicilia. Cercherà alleanze, intese con altri movimenti, oppure correrà da sola? Guardi, io avallerò sicuramente il presidente che sarà migliore per me della Sicilia, quindi mi accorperò i miei candidati alla lista del presidente.